Bene, allora direi che ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a chi ci segue sui canali di Directa Sport, sui canali social del Federciclismo Sardegna, Festa del Ciclismo 2024. Di fatto andiamo a proclamare l'esercito di appassionati isolani che settimanalmente salgono sulla bicicletta, spingono forte sui pedali per raggiungere i propri obiettivi personali, ma perché no, anche quelli delle 100 società pensate che sono state affiliate nel 2024. Vi do due numeri: 3.000 sono i tesserati, 2.000 gli atleti, un altro migliaio appartengono alla grande famiglia del Federciclismo Sardegna. Andremo a proclamare praticamente tutte le discipline sportive, non prima di ringraziare e di salutare il presidente del Federciclismo Sardegna, Stefano Dessì, che ringrazio, che chiamo qui, magari accompagnato da un bel applauso. Grazie per essere venuti qua sabato pomeriggio. È anche un periodo di gare intense un po' sulle strade dell'isola. Buonasera Presidente, mi viene da dire, ma che anno è stato questo 2024? Allora, intanto lasciami dire anche a me buonasera e grazie a tutti. Un periodo, si sente? Allora, sicuramente un periodo un po' insolito per la cerimonia annuale di premiazione. E nonostante tutto, anche se in forma un po' ridotta, insomma, vi siete presentati in buon numero. Non avevamo altre date disponibili perché storicamente questa è una festa che si fa durante l'interruzione dell'attività, ma in virtù del fatto che tutta la carrellata, il percorso elettorale della fine e dell'inizio del nuovo quadriennio olimpico, che peraltro è iniziato anche in questa sala, ne approfitto anche per ringraziare l'assessore allo sport del Comune di Oristano che è venuto a trovarci. È iniziata in questa sala perché qui si è svolta l'assemblea elettiva regionale nel mese di dicembre, mi pare fosse il 21-22. E quindi siamo, diciamo, in piena attività che era iniziata ormai dai primi di marzo e siamo riusciti a comunque a recuperare per non lasciare un anno diciamo di interruzione nell'assegnazione dei riconoscimenti. È una giornata di festa, una giornata con cui sicuramente elogiamo i campioni, le persone che si sono distinte, il grande lavoro e la passione di tutti i dirigenti sportivi, i tecnici, e quindi è una giornata di festa, è una festa per voi. Oggi riceverete un piccolo gesto, un attestato che ricorderà quello che voi nella stagione passata avete conquistato. È giusto mettere in evidenza, a braccio, perché mi viene in questo momento, il fatto che la festa del ciclismo non deve essere considerato un aspetto scontato. Intanto perché noi che raccontiamo come Directa Sport 43 discipline non lo vediamo ovunque, e perché mi sembra di aver capito che è un must della federazione nazionale, giusto? Intanto, volere la festa del ciclismo annuale, e questo è un aspetto importante. No, allora, più o meno quasi tutte le regioni ovviamente annualmente si riuniscono, certo, per festeggiare assieme, riconoscere insomma quelle che potremmo definire benemerenze. In questo caso stiamo consegnando gli attestati e festeggiando i campioni regionali o eventuali altri riconoscimenti, però di fatto sicuramente al di là, a parte alcune regioni sicuramente in cui insomma abbastanza come dire, in cui la festa è abbastanza sentita, devo dire che non siamo sicuramente tra gli ultimi dal punto di vista dell'organizzazione della festa, e comunque ci portiamo dietro una tradizione comunque da diversi anni, quindi è una festa abbastanza sentita, è sempre stata partecipata, quindi non abbiamo da accodarci a tanti in tutta Italia. Tanti temi, 2024 l'abbiamo detto, si è chiuso anche il quadriennio olimpico, perché no? Un piccolo bilancio di quello che è stato e di quello che di fatto sta arrivando. Un nuovo quadriennio olimpico, sempre con il Presidente. C'è qualche faccia, qualcuno è paziente spaventato, ha detto speriamo che non stia a parlare troppo. No, comunque allora, il quadriennio olimpico sì, è concluso, una sintesi, ma non per voler riportare alla mente brutti momenti o quant'altro. Sicuramente sono stati 4 anni caratterizzati da quello che è stato un inizio e un proseguo di una pandemia che era quella da Covid-19, che ha caratterizzato tutte le nostre vite. Quindi sicuramente il mondo sportivo ha risentito tantissimo, le conseguenze sono state, e nonostante tutto io ho sempre rimarcato che anche la possibilità come sport all'aperto di essere tra i primi a poter ripartire, questo ci ha consentito di reggere il passo, ma
come ho sempre detto, allora, la federazione è stata vicina in tutto, ci siamo adoperati in tutti i modi per poter consentire che l'attività ripartisse, ma è vero anche che il lavoro, veramente lo spirito, lo sforzo, la passione e anche i rischi del caso sono stati assunti, e i meriti vanno ai tecnici, ai dirigenti, alle famiglie e tutti gli atleti che hanno fatto attività. Poi la riforma dello sport, ahimè, la conosciamo tutti. Io dico la mia opinione, per alcuni versi forse era giusto anche regolarizzare alcune posizioni dal punto di vista civilistico-fiscale in particolare, e dare dignità a quelli che sono definiti e che di fatto possiamo definire lavoratori sportivi. Dall'altra, come un po' tutte quelle che sono le norme all'italiana, un paese di quasi 60 milioni di anime, non è semplice trovare la sintesi e quindi magari sicuramente una riforma che ancora è aperta, tante deroghe sono state fatte, è chiaro che poi è andata a minare il volontariato sportivo, cioè i soggetti più deboli che si sono trovati, che poi i soggetti più deboli sono l'ossatura dello sport nazionale, dello sport italiano, il vero volontariato. E questo di fatto chiaramente è andato a penalizzare, però nonostante tutto, qua ribadisco ancora, devo dire che tutto sommato i nostri dirigenti, i presidenti di società in particolare e tutti i loro collaboratori, devo dire che hanno, diciamo, metabolizzato e man mano stanno istruendo. Oggi fare sport vuol dire comunque essere professionali, avere una società sportiva non può essere più lasciata all'improvvisazione, ci vuole professionalità anche dal punto di vista amministrativo, e non ci sono altre strade, dobbiamo farlo. Dove c'è la passione bisogna dedicare anche un po' di tempo, anche se questo tempo sta diventando forse anche troppo, però bisogna dedicarlo agli aspetti amministrativi, e questo va fatto. Grazie Presidente, allora mettiamo a posto la scrivania, ci solleviamo e ci godiamo 3 minuti di immagini dell'anno passato, giusto per dire, sapete, della partnership tra Federciclismo, grazie ancora per la fiducia, e Directa Sport. Tante immagini sono figlie di quello che poi noi andiamo a produrre durante l'anno, ma vi promettiamo che ci sarà anche una carrellata di un centinaio di foto che invece tutte voi società ci mandate settimanalmente, che noi pubblichiamo sui comunicati ufficiali. Però per ora 3 minuti di ciclismo, ripeto, quello che abbiamo, che viviamo sia qui in sala che in diretta. Un po' di cose ce l'ho.
Bene, insomma, ribadisco ancora una volta, queste sono le immagini che avevamo, l'avete riconosciuto soprattutto tanto Giro delle Miniere perché comunque è stata tappa di campionato italiano, avete visto tante maglie tricolori. Noi però siamo a Oristano e allora ringrazio e saluto l'assessore allo sport Antonio Franceschi a cui chiedo ovviamente di venire per scambiare due parole perché attenzione, perché Oristano è terra di 10 società sportive, Team Crazy Wheels molto operativa dal punto di vista giovanile, ma anche la Mass Bike e poi Amatori Oristano che invece organizza eventi e poi è fiore all'occhiello nel settore amatoriale, quindi insomma Oristano batte forte il cuore del ciclismo. Sì, buonasera, porto i saluti del sindaco, purtroppo siamo un attimo in crisi politica per cui non può essere presente, mi fa piacere essere qui. Ho mollato un altro evento sportivo perché ci tenevo, sono un amante dello sport, ma reputo il ciclismo lo sport che dà più emozioni, lo sport dove i sacrifici e le sofferenze degli atleti emergono di più e fanno innamorare di più questo sport. Mi emoziona parlare di ciclismo perché mi ricorda mio padre. Mio padre è stato un ciclista in gioventù, mi ha detto che era bravo in salita, anche perché a Tonara di pianure ce n'erano poco e quindi era più facile. Si chiamava Costante, quindi mi ha raccontato un po' la vita di tanti leggendari ciclisti, incominciando da Costante Girardengo, a seguire da Binda, che i francesi lo chiamavano la Gioconda. So che nel 1930 la federazione gli chiede di non partecipare al Giro d'Italia perché era troppo superiore agli altri atleti. Poi mi ha raccontato di Larco Guerra e poi mi ha raccontato la storia di Bartali e Coppi, sempre con animo emozionanti, lui faceva tifo per Bartali. Quindi ho seguito un po' tutto il ciclismo da Basso a Bitossi, quando Basso ha battuto in volata Bitossi al campionato mondiale, a Gimondi e Merckx, il loro dualismo ciclismo, fino al periodo di Bugno, di Pantani. Chi dimentica quando il telecronista diceva Pantani toglie la bandana e tutti ci attaccavamo al televisore perché si capiva che da un momento all'altro Pantani sarebbe scattato. Fino insomma ai nostri ciclisti, io ho fatto il tifo anche, non so se qualcuno di voi lo conosce, per Brazzo, un ciclista di Ollastra che nel momento migliore durante un Giro d'Italia purtroppo probabilmente era nei primi classifica, è caduto e non si è più ripreso da quelle. Così come ho fatto il tifo per Fabio Aru, il nostro, che ha portato all'attenzione il ciclismo in Sardegna proprio ai massimi livelli. Probabilmente Aru, se non sbaglio, è l'unico ciclista italiano che ha detenuto la maglia nei 3 giri, Giro d'Italia, Tour e Vuelta. Per cui ecco, il ciclismo mi piace e sono felice e contento di essere qui e lo reputo lo sport che dà più emozioni. E so che anche a livello provinciale e regionale non è semplice fare questo impegno sportivo, ci vuole impegno, sacrificio, compreso anche, vedo numerosi bambini e familiari seguito, quindi molto seguito anche dai familiari, quindi posso solo fare i complimenti all'organizzazione, ringraziare la federazione che mi ha invitato, personalmente ringraziare Carlo Spanum che è un dirigente storico del ciclismo regionale e sicuramente ad Oristano un'istituzione. Cercherò di essere più presente nel mondo del ciclismo. So che l'anno scorso siamo stati sfortunati perché l'evento mondiale del cross purtroppo non si è potuto disputare a causa del maltempo. Speriamo che la federazione possa riportare nel territorio oristanese questo evento, magari anche riportare qualche tappa del Giro d'Italia come succedeva anni fa. Quindi un grande augurio al mondo del ciclismo. Grazie. Grazie Assessore, grazie mille. Lei ha citato Giuseppe Brazzu, passista scalatore degli anni 70, aggiungo io sempre sul terra oristanese Giovanni Garau, grazie a Carlo Spano ovviamente, che negli anni 60 fu anche egli professionista e che partecipò al Giro d'Italia, quindi insomma questa era l'eccellenza oristanese, perché è giusto così. Una eccellenza, anche se non del tutto oristanese, ce l'abbiamo anche tra i giudici di gara, quindi chiamo Elisa Marras, buongiorno Elisa e grazie.
stabile regionale della commissione giudici di gara, ma anche freschissimo giudice internazionale UCI di ciclocross e di mountain bike. Dai, partiamo dalle sensazioni. Partiamo dal fatto che questa è un'improvvisazione totale, ok? Esatto, proprio Cioè, secca, sì. però è giusto così. Ok, quindi grazie per l'imboscata, ok? Le sensazioni, aiuto, è una, che dire, è ciò a cui, il massimo gradino a cui un giudice possa aspirare sicuramente, quindi insomma questo messaggio, un messaggio per tutti i miei giudici regionali e nazionali, che insomma che non ci si fermi insomma al gradino regionale, ma che si vada avanti. Chiaramente è importante, per arrivare su è importante conoscere le lingue, quindi studiare l'inglese è fondamentale, perché i corsi chiaramente sono in lingua inglese, l'esame in lingua inglese. E poi per quanto riguarda proprio l'aspetto giudice internazionale, c'è una prova pratica, ti mandano insomma a fare il presidente di giuria in qualche posto in Europa, e lì devi dimostrare insomma di avere anche la capacità tecnica, insomma, oltre all'aspetto teorico, insomma. Quanto hanno insegnato però le strade dell'isola? Tanto. Vabbè, ma allora si parte chiaramente dalle basi, cioè da quello che ci dà insomma il vissuto da atleta prima, scarsissima, e poi insomma da giudice di gara, se lo ricordo, da giudice di gara insomma regionale, perché chiaramente ti fai le ossa letteralmente sul campo regionale, e poi insomma vuoi sempre migliorare per portare comunque sempre qualcosa di nuovo anche a casa tua, cioè nel senso non è una proiezione verso l'internazionale e basta, ma è sempre cogliere tutto quello che ci serve da poi disseminare in loco, insomma. Ho due curiosità. La prima è: chi si volesse avvicinare a questo mondo, a tuo parere magari una dote ci vuole, magari una, forse due? Allora ci vuole tanta voglia di studiare, perché comunque i corsi anche da regionali sono su tutte le discipline, cioè il programma è su tutte le discipline, quindi andranno a studiare strada, fuoristrada, ciclocross, tutto quello che è, giovanissimi, tutti i regolamenti possibili e immaginabili, e poi tanta pazienza, perché comunque sul campo di gara non sempre troviamo tutto perfetto, però l'importante è condividere con gli organizzatori prima della gara quelli che possono essere i potenziali problemi, e quindi cercare di porre rimedio in anticipo, e poi affrontare anche chi magari si rivolge a noi con toni non esattamente adeguati, cercare di calmare gli animi e non Tanto buon senso, insomma. Molto, sì. Che però si acquisisce. Eri nel team, se non sbaglio, della Coppa del Mondo, poi Sì, annullata, sì, quindi il sì. 2025 potrebbe essere l'anno in cui sei presidente? Impossibile. No, Lo dico, sarò quasi perché sicuramente. chi lo sa, no? No, Il titolo c'è. Sì, no, ma come primo anno da internazionale di ciclocross non penso cioè, i presidenti delle coppe del mondo sono presidenti che hanno tanta esperienza, quindi no, è la verità. Potrebbe, ci sarò, credo. Sarai. Dai, al 99% ci sarò, ma non come presidente. Grazie Elisa Marras. Grazie. Bene, allora, un po' partiamo, ma subito poi ci fermiamo con le onoreficenze. Mi è piaciuto l'intervento dell'assessore, devo dire, non sapevo che fosse così appassionato. No, ma peraltro l'intervento dell'assessore mi porta a fare con voi una riflessione. L'Italia è un paese notoriamente ciclistico, è una tradizione, una storia che nessuno può negare. E io dico sempre che oggi noi sfruttiamo questa grande tradizione, nonostante tanti altri sport un po' più moderni, più comodi, più cittadini anche in alcuni casi, perché sono chiaramente più facilmente praticabili, no? E soprattutto magari meno faticosi, perché siamo nell'era in cui anche soprattutto i giovani crescono con essere un po' restino alla fatica, quindi se vogliamo non possiamo neanche dargliene tutti i torti. E quindi ecco, riportare a mente tutte queste cose che lei ha detto
e testimoniano proprio quanto questo paese, al di là di chi lo pratica e da come lo pratica, veramente è cresciuto con il ciclismo. E noi ora beneficiamo di questa nostra storia, però dobbiamo essere veramente bravi a continuare a portarla avanti, ricordandoci oggi che il ciclismo è tutto, è il mountain bike, sono il gravity, il BMX, la pista, sperando che il velodromo di Quarto prima o poi sia operativo e alle giuste condizioni. Però niente, potremmo dire tante cose, ma giustamente diamo spazio ai protagonisti. Sì, prego, Assessore. Certo. Sì. Scusate, volevo raccontare una storia di mio padre. Praticamente prima di partire in guerra, quindi parliamo del 1940, abitava a Tonara e un giorno lui e il fratello sono andati da Tonara ad Oristano in bicicletta. Le strade erano bianche. Invece di andare in due sulla bicicletta, praticamente facevano ogni 2 chilometri cambiavano. Uno andava a piedi e l'altro in bicicletta e lasciavano la bicicletta nascosto dietro i cumuli di ghiaia che c'erano a fianco del bordo della strada. Gliel'avrò chiesto 100 volte il raccontare. Perché era mio padre, quindi mi emozionava sentirglielo dire. Scusate. Grazie, era... Presidente, mi hai fatto l'assist prima dicendo di tutte le discipline, io aggiungo anche il gravel, che anche l'anno scorso ha avuto un titolo di campione regionale, inserito nella prova. Comunque il mondiale di ciclocross sarà nuovamente a... Sì, sì, sì. No. Dicevo che hai citato tutte le discipline, in realtà anche il gravel, che già l'anno scorso ha avuto un titolo di campione regionale inserita all'interno della prova della Coppa del Mondo. La bella notizia è che quest'anno invece è stato assegnato a una società sarda. Questo significa che anche il gravel sta iniziando ad attirare un po' le attenzioni in tema di nuove discipline sportive che riguardano il ciclismo. Detto questo, parto adesso sì con le onorificenze, iniziando da coloro che hanno prestato la propria attività nell'ultimo quadriennio olimpico, quello appena concluso, che non ne sono più ovviamente al loro interno, e allora ringrazio e chiamo i presidenti dei comitati provinciali. Carlo Spanu, che abbiamo, buongiorno Carlo, li chiamiamo tutti insieme oppure una alla volta, che dite? Sei solo tu, allora citiamo anche Luca Medda, Giovanni Cocco e Roberto Cau. Da questo momento possiamo anche introdurre, volendo un avvicinamento, diciamo un accompagnamento musicale. Allora, premia, scusate, Mirko Cucu, premia il presidente Stefano Dessi. Gli altri non ci sono, li salutiamo e li ringraziamo. Carlo Spano, che peraltro, e sì, 2 parole le voglio rubare a Carlo, intanto perché collaboriamo spesso e volentieri sulle strade dell'Isole, e poi perché si è conclusa una lunghissima carriera di direttore internazionale di corsa. Direttore internazionale da oltre 35 anni e regionale 45 anni. Pertanto ho fatto oltre 500 gare, mie e altre gare. Ho partecipato e collaboratore, vice direttore di corsa Giro d'Italia Donne, e oltre anche collaboratore di squadre professionistiche al Giro d'Italia come l'Adriano Amici, sempre come collaboratore. La gara è rimasta nel cuore? La gara è rimasta nel cuore, è una gara che avevamo fatto, un campionato italiano juniores organizzato da Terranova Olbia, se non sbaglio a un paesino della provincia di Nuoro. In questo bivio dove non c'era nessuno addetto al traffico, erano circa 80 corridori juniores e non sapevano dove andare. All'improvviso spunta questo ragazzo con dei problemi, si è messo da solo e ha fatto il segnalatore indicando la strada ai ragazzi, e questo mi ha emozionato tantissimo. Un ragazzo con delle disabilità. Esatto. È l'unica cosa che mi è rimasta impressa di tutto quello. Carlo Spano, che tra l'altro ricordo è segretario del nuovo comitato regionale, quindi comunque molto operativo in quelli che saranno i prossimi 4 anni. Però noi stiamo togliendo spazio ai ragazzi, diamo spazio ai ragazzi che è la loro festa, pertanto bisogna
affrettarsi. Bene, no, però diciamo, ci siamo presi la buona mezz'ora, 25 minuti, insomma, per una scaletta d'apertura che ci sta. Grazie Carlo. Grazie a voi. E grazie ovviamente a tutti coloro che hanno prestato il loro operato in questo quadriennio olimpico. Bene, adesso sì, iniziamo. Intanto dico subito che premia Mirko Cuccu, componente della Commissione Nazionale di Downhill, oltre al presidente Stefano De Sì, perché andiamo a premiare i vincitori del Grand Prix di Downhill. E allora vado a chiamare per la categoria esordienti Francesco Inzaina della Olbia Racing Team, per la categoria allievi Antonio Dessena, per GS Zema Olbia Tempio, per la categoria donne allieve Camilla Paulesu della SC Fausto Coppi, categoria juniores Roberto Cadoni, chi c'è ovviamente arriva, categoria under 23 Francesco Ortu della Olbia Racing Team, stessa società anche per la categoria elite Gianluca Cara e la categoria elite sport Lorenzo Serra, master 1 Luca Lacapria del team Spaccaruote, Master 2 Mirko Cuccu dell'Olbia Racing Team insieme a Andrea Marras per la categoria Master 3, Master 4 Alessandro Brandano sempre dell'Olbia Racing Team, Master 5 Karsten Marowski della Mistral Downhill Alghero, categoria Master 7 Giovanni Cannas della GS Zema Olbia Team. Questi i vincitori del Grand Prix di Downhill. Grazie. Mi raccomando sempre un bel sorriso a favore della camera. Andiamo avanti, ovviamente iniziamo con i campioni regionali, lo faremo come al solito rigorosamente in ordine alfabetico per società sportive. Allora vado a chiamare la società Alghero Bike, Luciano Catogno presidente, lo abbiamo? Cioè, sì, anche perché qua c'è una bella curiosità perché l'Alghero Bike entra nel mondo del downhill a partire da questa stagione sportiva. I premiati però, i campioni regionali sono Fabio Gargiulo, campione regionale di strada amatori, categoria Master 3, Sandro Marras, premia Gianfranco Muccelli, consigliere regionale Federciclismo Sardegna, e ancora Enrico Elia Canu, campione regionale di gravel, categoria Master 5, Luciano Catogno, campione regionale di gravel, categoria Master 6, Giovanni Manzottu, campione regionale di gravel, categoria Master 7, e Giulia De Logu, campione regionale su strada, categoria donne esordienti. Nel frattempo, Luciano, passiamo un po' la musica, quindi Alghero Bike e Downhill, cosa succede? Succede che ci piace fare la multidisciplina e questa è l'occasione giusta per abbracciare, diciamo, una disciplina che per noi è una novità. Quindi ci buttiamo dappertutto, purché sia ciclismo e purché sia tutto il possibile delle discipline, chiamiamo così, dai. Grazie Luciano Catogno, grazie alla Alghero Bike, che sono i campioni regionali 2024. Andiamo avanti, grazie ragazzi, sempre un bel sorriso a favore della telecamera. Anonima Trail Builders ASD, vado a chiamare Maurizio De Montis, campione regionale di enduro, categoria Master 5. Lo abbiamo? C'è Maurizio? No, allora direi andiamo avanti. Arborea Bike, Mauro Valente, campione regionale di ciclocross, categoria Master 7. Ancora andiamo avanti, Architano MTB Club, Carbonubo, qui sono davvero tantissimi. Andrea Mattia Balliana, campione regionale di ciclocross, allievi di primo anno. Martina Canargiu, campione regionale di ciclocross, categoria donne allieve. Per la MTB Marathon i campioni regionali Erika Pinna, Elite Women Sport, Marco Serpi, Master 1. Giacomo Ru, campione regionale della categoria medio fondo Master, categoria Master 5, Erika Pinna, Gran Fondo Master Elite Women Sport, Enrico Balliana di Cross Country, allievo di secondo anno, Marco Serpi, campione regionale di Cross Country, categoria Master 1, ancora per i Master 1 Davide Contini di Downhill, Martina Canargiu su strada donne allieve, Enrico Balliana su strada allievi,
Alessio Fois di XC Uphill Under 23, Paolo Carta XC Uphill Master 4, Davide Contini di Enduro Master 1 e Luciano Meloni di Enduro Master 3. Li racchiudi tutti tu con la musica. Bravi, premiamo. Guarda, beh, aspetta, non andar via, direi che ti regaliamo anche la ribalta perché sei da solo e quindi insomma, che stagione è stata? E come si vive la bicicletta all'Architano? No, sicuramente quest'anno, cioè lo scorso anno è stata una grande stagione per noi, spero che lo sia anche quest'anno. Abbiamo una grande squadra, un grande gruppo che io voglio, diciamo, definire come una famiglia per me. Da quando sono entrato mi sono trovato alla grande. Ho sempre avuto la libertà di fare ciò che mi piace, con un grande gruppo, grande divertimento, e quindi voglio ringraziare a tutti, diciamo. E poi avete anche un grande campione, Enrico Bagliana. Sì, sinceramente Enrico è un mio grande amico e quest'anno ha fatto un grande passo in avanti, sia per lui che comunque per tutta la disciplina che richiede la Sardegna. Quindi niente, complimenti anche a lui. Ricordaci il tuo nome? Alessio Fois. Alessio, grande Alessio. Insomma, l'Architano ci ha mandato il meglio in termini comunicativi. Andiamo avanti. Bike Team de Murtas Nuoro, e qui c'è lo strapotere praticamente di Andrea Lovicu, campione regionale Gran Fondo Master 3, ovviamente sempre Master 3, anche di cross country, di gravel e di ciclocross. Lo abbiamo Andrea Lovicu, altrimenti terrà ovviamente ricordo, si starà sicuramente allenando per le gare del weekend. Va bene, questo era la proclamazione per il campionissimo amatore dell'isola. Andrea Lovicu, Bike Team de Murtas Nuoro. Andiamo avanti. Club ciclistico acido lattico, un altro grande specialista è Paolo Morbiato, campione regionale di medio fondo master e su strada amatori, categoria Master 1. Benissimo, perfetto. E questo è importante. Paolo non è potuto venire perché andrà a correre, insomma, e quindi è sceso giù direttamente alla gara e ritiro io il premio. Sono il segretario dell'acido lattico. E ci fa piacere, complimenti, grazie per essere venuto. Morbiato, che se non sbaglio ha vinto anche l'ultimo a Villa Simius, giusto? Ricordo bene, parlavamo con Carlo, molto molto forte. Non lo dovrei dire perché dobbiamo essere imparziali, però quando uno è forte lo è davvero. Club ciclistico Antonio Manca, Andrea Pisano, un altro grande sprint, campione regionale, Gran Fondo Master 1. Non lo abbiamo con tutta probabilità e quindi comunque lo ringraziamo e facciamo i complimenti. Andiamo avanti, Mirko Pani, lo abbiamo Mirko Pani? Non c'è, lui è tesserato per una società che non è sarda, quindi non abbiamo l'attestato di società, abbiamo però l'attestato per lui perché è campione regionale di ciclocross categoria Under 23. Vi ricordo che conta la residenza dell'atleta che risiede nell'isola e dunque giustamente campione sardo. Ripeto ancora una volta, Mirko Pani di ciclocross categoria Under 23. E andiamo alla Capotrail ASD, Denis Roma, campione regionale di Downhill Master 3, Michele Satta, campione regionale di Enduro, Elite Sport, ancora per l'Enduro, Matteo Carrara, Master 2, Federico Mongittu, Master 4. Non li abbiamo e allora faremo avere anche in questo caso i diplomi. Ciclo Bottega Factory Team, Edoardo Torre, campione regionale di Enduro, categoria Juniores. Crazy Wheels ASD, Carlotta Ghiani, campione regionale su strada, donne esordienti di primo anno. Sì, chiamiamo Angela Ottene a ritirare il premio. Abbiamo il decano dei tecnici e non approfittiamo di 20 secondi. Insomma, tra l'altro imminente presentazione della squadra giovedì 3 aprile, dico bene? Sì. Che stagione sarà quella della Crazy? Ma col massimo impegno su strada e ciclocross, naturalmente. Dai, capitolo giovani, quanto è difficile adesso? No,
perché è difficile? Va bene con i giovanissimi, del resto se c'è il ciclismo lo dobbiamo ai giovanissimi. Poi chiaramente se ne perde qualcuno per strada, però insomma, si va filosofia, sempre avanti. filosofia del sacrificio quotidiano, insomma, con i giovani non è più come un tempo, o è un falso? No, siccome c'è tanta passione, quindi la fatica non si misura. Siete pronti all'edizione 2025 della Coppa del Mondo? Sì, diciamo che stiamo per iniziare. Ci proveremo. Grazie Angelo, poche parole, tanti fatti per Angelo Attene. Vado avanti, iniziando da chi premia. Siamo arrivati alla Crazy Wheels. Allora, premia Massimo Montigi, vicepresidente del Comitato Federciclismo Sardegna, e chiamo la Crossbike SD con Sofia Bonfanti, campione regionale di enduro, categoria donne elite. Vicepresidente, stai qui perché proseguiamo con la Donori Bike Team, e qua sono davvero tanti. Ettore Caboi, campione regionale di ciclocross, esordienti di primo anno. Ero Spiras, campione regionale di ciclocross Master 1 e 2. Cristian Melis, ciclocross Master 4. Ancora Ero Spiras, MTB Marathon Master 2. Massimo Pintori, su strada amatori Master 4. Doriana Magia su strada amatori Master Woman 4. Ero Spiras ancora terzo titolo, campione regionale di medio fondo Master 2. Massimo Pintori, medio fondo Master 4. Ero Spiras terzo titolo, Gran Fondo Master, Master 2, Massimo Pintori, Gran Fondo Master, Master 4. Ancora Ettore Caboi, esordienti per il cross country. Cinzia Piras, Master Woman 4 per il cross country. Ero Spiras quarto titolo e anche il quinto, Gravel XC Uphill, sempre della categoria Master 5. Davide Uras, campione regionale XC Uphill Master 3. Daniela Lampis, Master Woman 3. Cinzia Pira, Master Woman 4. E Nadia Kerchi, Master Woman 6. Insomma, brillano i 5 titoli di Eros Piras. Complimenti, attivissima. Domani nona Gran Fondo Proloco di Donori. Guarda, vado a memoria perché ho fatto due tracciati da 20 km ciascuno. Insomma, sarà una bella gara, tanti partenti e tanti specialisti. Vuoi aggiungere qualcosa sulla gara di domani? Niente, che il presidente giustamente è in montagna che sta finendo di tracciare, quindi lo rappresentiamo noi e insomma, bocca al lupo a tutti per questo già iniziato a 2025. Grazie, grazie. Tra l'altro ci saremo anche noi per raccontare con lo speciale questa nona Gran Fondo di Donori. Vado avanti, vado a chiamare chi premia. Fabrizio Callai, consigliere regionale. La società che premia è la 2P Cycling Project ASD. Giovanni Antonio Podda, ben 3 titoli, XC Uphill, Medio Fondo Master e Gran Fondo Master Master 8. Mattia Solferino, Cross Country Juniores. Giovanni Antonio Podda, attenzione, sono 5 titoli anche per lui, Cross Country Master 8 e Gravel Master 8. Giovanni, complimenti. Come si fa a vincere 5 titoli? Buona volontà. Basta, basta. Complimenti, Giovanni Antonio Podda della 2P Cycling Project ASD. Andiamo avanti, sempre con Fabrizio Callai, a cui chiedo la cortesia di continuare a premiare. Extreme Bike, Donatella Moi, campione regionale di Gravel, Master Woman 5. E ancora Fabio Aero Academy, Leonardo Nida, 2 titoli, ciclocross. Ah, ci siamo. Vado piano, hai visto? Sono stato bravo, sono andato veloce. Extreme Bike, ci siamo e quindi ce lo prendiamo. Grazie. Fabio Aero Academy, Leonardo Nida, campione regionale di ciclocross e di cross country, esordienti di secondo anno. Lo abbiamo. Grande Leonardo. Premia sempre Fabrizio Callai, consigliere regionale Federciclismo Sardegna. Grazie. Andiamo avanti, gruppo sportivo Fancello Cicli, Sebastiano Biancu, campione regionale di MTB Marathon Master 5, Vincenzo Tola, campione regionale su strada amatori Master 7, Sebastiano Biancu, Cross Country Master 5. Ci siamo? Vediamo un po'? Sì, grazie, grazie, insomma, in arrivo da Olbia e non è cosa da poco, grazie.
ancora qua, grazie. Gruppo sportivo Pedale Sinis Colese, Alice Porcu, campione regionale di cross country, donne esordienti. E ancora gruppo sportivo Pool Bike Serramanna, Matteo Puzzolu, campione regionale su strada, esordienti di secondo anno. Complimenti Matteo. E ancora gruppo sportivo Zema Olbia Tempio, Antonio Dessena, campione regionale di downhill, categoria allievi. Vedo che non c'è, e allora mi proietto sulla Gialeto 1909, Maura Lai, campione regionale di ciclocross, donne esordienti, secondo anno. Complimenti Maura. Premi ancora a Fabrizio Callai. E ancora i due leoni, Isola di Sant'Antioco, Petr Dobri, campione regionale di MTB Marathon Master 4. Non c'è, e allora vado avanti. Ah, ok. Mettiamoci. Okay. Grazie. Dicevo, ora è la volta del fornaio Macomer, Salvatore Angius, campione regionale su strada amatori, categoria Master 8. E Saverio Casula, campione regionale di Gran Fondo Master, categoria Elite Sport. Non ci sono, e allora andiamo avanti. Anche in questo caso il premio va a Enrico Balliana, che però se non sbaglio non c'è, tesserato per la società che non è isolana, la Jumps Bike Team Buia. Comunque insomma ci dovrebbe essere comunque la consegna del titolo per Balliana. Lo diamo all'Architano oppure no? Ci siano? Potete scendere a ritirare il premio di Enrico Balliana dell'Architano. Diamo vicepresidente Massimo Montici, nonché ovviamente portacolori dell'Architano. Grazie Fabrizio, passaggio di consegne tra premianti, chiamiamo Lisa Marras a premiare, responsabile della commissione giudici di gara Karel Sport, Maurizio Olla, campione regionale di MTB Marathon categoria Master 3, Vittorio Serra, campione regionale di MTB Marathon categoria Master 8. Non c'è, allora andiamo avanti alla Linas Bike, Marco Concas, campione regionale di XC Uphill categoria Elite Sport. Grazie Marco e complimenti. Tanto come promesso scorrono le foto che voi ci mandate settimanalmente, a cui noi cerchiamo di dare il più possibile risalto. Un altro premio va al sardo Antonio Muredda, campione regionale su strada categoria juniores, tesserato per la Makepack Junior Team. Non c'è, e allora andiamo avanti. Mistral Downhill Alghero, Fabio Sussarello, campione regionale di Downhill Elite Sport, e Karsten Marovski, campione regionale di Downhill categoria Master 5, campioni regionali 2024. Grazie e complimenti. Monreal Bike, Stefano Pani, campione regionale di ciclocross categoria Master 6, Daniele Ennas, campione regionale di ciclocross categoria Master Women 4-5, Daniela Ennas, scusate, Fabrizio Farci, campione regionale di medio fondo Master categoria Master 3. Non c'è, e allora andiamo all'MTB Monastir, Samuela Cappon, campione regionale di gravel categoria Master 3. Nurrio Roli MTB, Silvia Caria, 2 titoli, campione regionale di MTB Marathon e di cross country per la categoria Master Woman 2. Ok?
Andiamo alla Olbia Cycling SD, 4 titoli, questo è un altro nome insomma che fa spesso parlare sulle cronache. Michael Francesco Giua, campione regionale di ciclocross, di MTB Marathon, di cross country, di gravel, categoria Elite Sport. E vedi che l'applauso arriva. E dai, non andar via, vieni dai, dai, ne approfittiamo, grazie, perché insomma l'arrivo da Olbia. Michael, com'è andato questo 2024? Molto bene, mi pare, no? Sì, bene, dai. Abbiamo fatto qualche garetta di ciclocross anche oltre Tirreno, quindi dai. Come ce la giochiamo fuori dall'isola? Benino, dai, ci difendiamo. Cosa ti aspetti da questo 2025? Aspetteremo la stagione di cross, ancora manca un po' di tempo, però ci teniamo in moto con un po' di strada, un po' di mountain bike, aspettando la stagione invernale. Ormai tu hai un po' scelto il fuoristrada, giusto? Sì, io ho iniziato solo col fuoristrada, poi ho messo un po' di strada e ora mi sto specializzando più sul ciclocross, quindi... Grande Michael, complimenti, insomma, ribalta meritata. Allora, questo premio andava a chiudere la prima carrellata di campioni regionali che andiamo a intermezzare con un premio particolarmente sentito, fortemente voluto dal presidente regionale, ed è il premio Una Vita per il Ciclismo. Presidente, vuoi venire qui perché chiamiamo la scelta di quest'anno che è caduta su Vincenzo Casu, e vado anche a dettarne le motivazioni per l'impegno profuso in qualità di dirigente atleta, per la sua instancabile passione, sempre tesa alla crescita, allo sviluppo e alla affermazione della attività ciclistica isolana. Una vita per il ciclismo. Allora, intanto complimenti Vincenzo, non stai togliendo spazio ai giovani, ma questo è un premio proprio dedicato a veramente la passione che perpetuano veramente in chi ce l'ha davvero per questo sport, una vita che stai all'interno del movimento, come atleta ancora a livello amatoriale, così si dice. Quest'anno forse è chiuso, con la promessa, anticipo io la promessa da parte di Cenzo, che è quella di dedicarsi ai giovani. Questa è la promessa che mi hai fatto. No, una vita da dirigente, anche da atleta chiaramente, quindi veramente tanti complimenti, però adesso 2 parole, no? Le facciamo dire a te. Allora, io ho iniziato nel 1969 e sto finendo nel 2025, fate i conti quanti anni sono, sempre tesserato. Adesso è 12 anni che ho la squadra. Quest'anno abbiamo anche 8 bambini, grazie a Giorgio Sara, stiamo facendo la scuola di ciclismo. Basta così. No, ma io mi permetto sempre, vabbè, in questi anni chi mi ha conosciuto sa che ho fatto un po' da stalker con tutte le società amatoriali, ma anche perché gran numero di società è fatta da un pubblico, possiamo definire un pubblico di atleti adulto, no? Un parterre di atleti adulto, perché comunque la società sta invecchiando, la natalità è sempre meno, questo lo sappiamo. E poi ci sono anche i diversamente giovani, così in qualche modo vengono definiti, anche perché l'aspettativa di vita chiaramente è molto più alta, stiamo tutti meglio in salute, o almeno ce lo auguriamo, pertanto a 50 anni, 40 anni, magari tra i 40 e i 50 si è ancora adolescenti, questo anche per l'INPS, chiaramente questo è molto importante. Pertanto è ovvio che poi questo movimento di persone che continuano a mantenere la passione per il sport e con sempre meno bambini necessita anche e sempre più che questa passione per lo sport, in questo caso il ciclismo, venga indirizzata per coltivare i giovani. D'altronde siamo solo di passaggio qui in questa nostra bellissima vita, ma dobbiamo pensare anche a chi viene dopo. Un'altra cosa da premettere che ho fatto 18 anni dilettante, ho smesso a 39 anni e mezzo di fare il dilettante. Basta. E questo insomma racconta di una bella vita
Vincenzo, hai ancora la prima bicicletta? Sì. Conservata? No, appesa all'albero perché si è marcita. Cosa era? Una Chiesini. insomma, acquistata in quegli anni. Complimenti Vincenzo e grazie. Presidente, stai qua perché premiamo i titoli di società. Iniziando da Velo Club San Rock, campione regionale meeting di società giovanissimi, campione regionale di società giovanissimi, campione interprovinciale Sud giovanissimi. Poi richiamo... Facciamo premiare l'assessore adesso, dai, sì. Dicevo, titoli di società, Velo Club San Rock. Andiamo tutti qua, ragazzi, dai. Siete in tanti ed è un bel vedere. Premia assessore Antonio Francesco, assessore allo sport del comune di Oristano. Velo Club, gran bella realtà, Guardate là poi, Adesso diamo al presidente Luciano Spano, consegniamo Grazie, grazie. Allora San Rock, Luciano, anche a livello nazionale non siamo male, Diciamo di sì, forse ci comportiamo bene anche a livello nazionale. 2024 ha regalato soddisfazione. Ho portato 2 medaglie d'oro, 2 d'argento e bronzo, insomma un bel po' di risultati che vanno a confermare il lavoro che stiamo facendo. Bravi, bravi ragazzi e complimenti. Grazie anche all'assessore, andiamo avanti sempre per i titoli di società. Donori Bike Team, campione regionale XC Team Relay ed è Maria Elena Cogoni, categoria Woman 4, Ciro Commesso, categoria Master 4, Nicola Schirru, il presidente, categoria Master 4, Roberto Piras, categoria Master 7. Ancora Michele Casula, esordienti, Alice Sizia, esordienti donne, Nicole Cabras, esordienti, e Ettore Caboi, sempre esordienti. Insomma, la Donori. Chiamiamo già Luigi Cabras, responsabile del settore amatoriale. Viene a premiare, grazie. Sempre per i titoli di società vado a chiamare anche la SC Terranova, scusate, campione interprovinciale Nord Giovanissimi. Dovrebbe avere? Sì. E allora i sardi si fanno valere non soltanto sulle strade dell'isola, ma anche spesso e volentieri anche lontano dal nostro territorio. Allora iniziamo la carrellata dei risultati di rilievo individuali a livello nazionale e internazionale. Iniziamo con l'elogio dovuto a Enrico Balliana, che chiamiamo nuovamente qua, allievo di secondo anno, che non c'è, perché quello era Michael Giua, è vero, allievo di secondo anno, campione italiano giovanile di cross country XCC, ma anche XCE, e anche Erika Pinna, sempre dell'Architano, campione italiano marathon, categoria Elite Women Sport. Ancora, tra i risultati di rilievo a livello individuale, nazionale e internazionale, abbiamo anche Michael Francesco Giua, Olbia Cycling SD, primo nella categoria Elite Sport, terzo assoluto e anche maglia rosa di leader durante la corsa.
Ancora lui, sempre dell'Olbia Cycling Team, ovviamente della UCI Gravel World Series, per lui una medaglia di bronzo. E per la categoria Master 2 Eros Piras della Donori Bike Team, che invece ha vinto nella prima fascia anni 35-39 anni. Questi venite qua, insomma Michael, un bel elogio per te, perché lo stavamo dicendo prima, ce la giochiamo anche a livello nazionale. Abbiamo un elogio. Grazie Michael. Grazie, no, era giusto una bella ribalta, e grazie anche per la presenza dell'Odonori Eros Piras. Andiamo avanti. Ariana Perdici, Sestu Bike, medaglia d'argento. Queste che sto dicendo sono tutte medaglie d'argento, campionato italiano strada femminile per Ariana Perdici, Sestu Bike, Master Woman 2, nella categoria Master Woman 3 Lucia Muscas, sempre della Sestu Bike, categoria Master Woman 5 Ornella Pau della Team Bike Academy, e ancora Nadia Cherchi, categoria Master 6 della Donori Bike Team, campione italiano strada femminile, medaglia d'argento, quindi secondo posto. Vado avanti? Andiamo di medaglia? Andiamo di medaglia. Stesso campionato che rientra nel circuito, se non sbaglio, del Giro delle Miniere, questo campionato italiano strada femminile che tra l'altro ha avuto ottimi numeri lo scorso anno. Medaglia di bronzo invece per Francesca Pibi della 2000 ricambi, categoria Elite Women Sport, Antonella Marras e Michele Evaristo della SC Monteponi, categoria Master Woman 2 e 3, e della categoria Master Woman 4 Michela Dongu della Team Bike Academy. Medaglia di bronzo, campionato italiano strada femminile. Grazie Michela, complimenti. Torniamo al titolo di campione italiano, questa volta però andiamo sul campionato italiano medio fondo, categoria Master 1 Andrea Pisanu, Club Ciclistica Antonio Manca, Matteo Magia della SC Monteponi e Paolo Murroni. Le categorie sono Master 1, Master 2 e Master 3 della Mass Bike. Oltre a Christophe Nicolas Masserei, Master 6 della Leandro Budoni. Tutti questi sono campioni italiano di medio fondo. Christophe lo abbiamo. No. Aspetta un attimo. Ah no, sì, andiamo avanti, perdonami, Ariana Perdici, Sestu Bike e Michele Evaristo, SC Monteponi, campionato italiana. Ci sarei arrivato, scusa Michela, e complimenti. Grazie a Christophe. Sempre per il campionato italiano di medio fondo, medaglia d'argento invece per Orlando Pizzanti, Sestu Bike, categoria Elite Sport, per la categoria Master 2 Eros Piras della Donori Bike Team, per la categoria Master 6 Giorgio Azzeri dell'SC Cagliari, per la categoria Master 2 Mario Spano della Leandro Budoni, Sino Giorgio Azzeni, medaglia d'argento, campione italiano di medio fondo. Queste erano le 3 medaglie d'argento conquistate l'anno passato al campionato italiano di medio fondo. Premia sempre Luigi Cabras, responsabile del settore amatoriale. Oh, li sfido con così piccoli, Medaglia di bronzo, come dicevo, Mario Spano, Leandro Budoni, categoria Master 2, categoria Master 3 Andrea Lovicu, Bike Team De Murtas, categoria Master 4 Massimo Pintori, Donori Bike Team, categoria Master 7 Gavinuccio Loriga del GS Fancello Cicli, categoria Master 8 Salvatore Angius, il fornaio Macomer, e va a chiudere la batteria delle medaglie di bronzo al campionato italiano di medio fondo Manola Ginetta Nieddu per la categoria Master Woman 5 del Team Bike Academy.
Altra bella prova di campionato italiano è stata la prova di campionato italiano a cronometro che si è svolto sempre l'anno passato, se non sbaglio a Flumini Maggiore, ricordo questo sempre all'interno del Giro delle Miniere. Anche qui abbiamo 3 titoli di campione italiano, quello di Matteo Fundoni dell'Alghero Bike, categoria Elite Sport, quello di Master 2 Matteo Magia della SC Monteponi e Master 8 Paolo Basoni, Loleandro Budoni, campioni italiano a cronometro 2024. Batteria che va a chiudersi con Lucia Muscas della Sestu Bike, categoria Master Woman 3. Ci abbassiamo di un gradino dal primo gradino del modio per premiare le medaglie d'argento. Categoria Master 1 Antonio Marongiu della Sardina Bike School, Master 2 Rospiras Donori Bike Team, Master 6 Christophe Nicolas Masserei della Leandro Budoni, Master 8 Luigi Cappai della Gialetto 1909, Master Woman 3 Michele Evaristo della SC Monteponi, Elite Woman Sport Francesca Pibi della 2000 Ricambi, Master 2 Mario Spano, Leandro Budoni. Stiamo parlando sempre del campionato italiano a cronometro. Scusate, Pibi e Spano sono medaglie di bronzo, quindi mi fermo alle medaglie d'argento, quindi fino a Michela Evaristo. Sì, Michele. Grazie. Ora sì, medaglie di bronzo, Elite Women Sport, Francesca Pibi, 2000 ricambi, Master 2 Mario Spano, Loleandro Budoni. E vado anche a chiudere con la categoria Master 3 Fabrizio Farci, Monreal Bike, Master 7 Mario Giuseppe Fundoni, Team Full Gas, Master Woman 2 Ariana Perdici, Sestu Bike, Master Woman 4 Cinzia Piras, Donori Bike Team. Grazie a Luigi Cabras, anche in questo caso passiamo il testimone, chiamo Gianni Murgia, responsabile giovanissimi, perché riprendiamo tutto da un fiato la carrellata dei campioni regionali, seconda parte, chiamando l'Olbia Racing Team, Francesco Inzaina, campione regionale di Downhill, categoria esordienti, Giuseppe Diomedi, campione regionale di Downhill Juniores, sempre per il Downhill, categoria Open, Gianluca Cara, Mirko Cuccu, Master 2, Alessandro Brandano, Master 4, e poi andiamo sull'enduro con Francesco Inzaina, campione regionale categoria esordienti, e Gianluca Cara, campione regionale Open, Olbia Racing Team. Grazie e complimenti. Olmedo Bikers, Raffaella Saravo, campione regionale di cross country, categoria Open femminile. Non c'è, dunque vado avanti. Ossidiana Bike, Sofia Nugis, campione regionale di XC Appeal, categoria Elite Women Sport. Se passi qua davanti mi inganni. Non c'è. Pulsar SD, Nicola Gessa, campione regionale di XC Appeal, categoria Master 1. Giulio Caboni, campione regionale di ciclocross, categoria Master 8. SC Cagliari, c'è? Ah, ok.
Posso andare avanti e vado con la società ciclistica Cagliari, Giorgio Azzeni, campione regionale di MTB Marathon Master 6, Renato Pani, MTB Marathon Master 7 per il Gran Fondo Master Giorgio Azzeni, così come per il cross country categoria Master 6 Renato Pani, campione regionale di cross country Master 7, Simone Seguro, XC Appeal Master 5, Giorgio Azzeni, XC Appeal Master 6 e ancora Renato Pani, XC Appeal Master 7. Quindi vado a leggere 4 titoli per Giorgio Azzeni, 2 per Renato Pani, 3 per Renato Pani, scusate. E insomma, molto bene. Ricevuti? Chiedo ora di venire a premiare Luciano Spano, responsabile ciclocross. Mentre vado a chiamare la società ciclistica Fausto Coppi 72, i campioni regionali sono 3. Alessandro Fara nel cross country allievo di primo anno, Camilla Paulesu downhill, donne allieve, Cristian Solinas enduro categoria allievi. Ah sì, sono Alessandro, Camilla, Cristian e queste sono della Leandro Budoni, insomma questo è un nome che compare praticamente sempre. Christophe Nicolas Masserei, insomma categoria Master 6, campione regionale su strada amatori, campione regionale medio fondo Master. E premia sempre Luciano Spano, vabbè era andato via, ne chiamiamo un altro. Vado a chiamare Andrea Conti, responsabile del settore fuoristrada. Nel frattempo vado avanti, chiamo la SC Monteponi, Michele Evaristo, campione regionale di ciclocross, Master Woman 3, Matteo Magia, campione regionale su strada amatori Master 2, Giorgio Balzano, campione regionale su strada amatori Master 5. Complimenti. Andiamo avanti. SC Pattada, Matteo Rosa, campione regionale di medio fondo, categoria Elite Sport. Complimenti Matteo, vieni qua. Premia sempre Andrea Conti, responsabile settore fuoristrada. Matteo, non andar via. Com'è pedalare tra le strade di quella zona lì? Insomma, poco traffico, raccontaci un po'. No, io sono di un'altra zona in realtà, però dai, belle strade comunque. Che stagione è stata quella del 2024 e come si vive il ciclismo con la SC Pattada? È stata una bella stagione, dai, siamo in continuo miglioramento, con la Pattada dai, mi trovo molto bene. Quest'anno cercheremo di fare meglio. Complimenti, grande Matteo. Matteo Rosa, campione regionale di medio fondo, categoria Elite Sport. Andiamo avanti, SC Terranova, Ben Ismail Yasin, campione regionale su strada, esordienti di primo anno. SC Terranova, dovrebbe esserci qualcuno? Sì. Andiamo alla Sestu Bike, Orlando Pizzanti, campione regionale su strada amatori, categoria Elite Sport, Sara Muscas, categoria Elite Women Sport, Ariana Perdigi, categoria Master Woman 2 e Lucia Muscas su strada amatori, sempre categoria Master Woman 3, Sestu Bike. Ci siamo?
È la volta del team Full Gas, 2 titoli, Mario Giuseppe Fundoni, campione regionale di Medio e di Gran Fondo Master, categoria Master 7. Mario, permettetemi, perché ho piacere di ringraziarti per il grande supporto in termini di comunicazione, ovviamente conoscitore dell'estate. Poi Mario, occhio, io non so se tutti lo sapete, ma è stato protagonista di una bella puntata che si trova ancora in rete, giusto? Ci racconti un po' quell'esperienza? Ti ricordi una puntata in cui ci hai regalato la voce tra le strade dell'isola? Come no? Giusto? No, mi avevano chiesto di fare un podcast, era un podcast da fare, da raccontare solo con voce su Grazia Deledda, sui luoghi di Grazia Deledda. E io ho fatto la salita di Monte Ortobene e poi a Lollove, dove era improntato il romanzo, però dal vero, in pratica ho preso la radio e mi sono messo il microfono e descrivevo la salita o descrivevo l'entrata al paese. Insomma, c'è un podcast in rete, una sorta di audiolibro, dove Mario Fundoni pedala, sale sulla bicicletta e racconta quello che vede salendo sulle strade del Nuorese, giusto? Certo, dove si trova? Che non me lo ricordo più. Podcast, non me lo ricordo più. Vabbè, cercate Mario Fundoni, poi magari lo mettiamo. Così. Dai, grazie e complimenti. Io sono andato a sentirlo, insomma, e mi aveva incuriosito. Unione Ciclistica Guspini, Pierandrea Carta, campione regionale di ciclocross juniores, Alessio Saddi, 2 titoli, ciclocross e Gran Fondo Master, categoria Master 5 e Master 2 invece Nicola Saba, campione regionale di cross country, sempre della Unione Ciclistica Guspini. Andiamo ancora avanti, Unione Ciclistica Orosei, Alessandro Frau, campione regionale di Gravel, categoria Master 4. C'è? Ritiriamo. Passaggio di consegne, grazie. Vado invece a chiamare Mauro Fanari, responsabile commissione impianti, a cui chiedo di premiare gli ultimissimi, non certamente perché lo sono nei fatti, ma perché solo rigorosamente ordine alfabetico ce li pone in questa posizione. Grazie. E vado a chiamare Ignazio Ciredu, campione regionale di Gravel, Under 23, tesserato per una società non sarda, Laucitro e Vigiani. Non c'è. E ancora Velo Club San Rock, certo che c'è. Soraya Cancedda, campione regionale di ciclocross, categoria donne esordienti di primo anno. Si sta parlando anche di Soraya ultimamente. Vieni qua. E dai, regaliamo anche una considerazione tutta femminile in questa festa di ciclismo. Dai, da quanto tempo vai in bici? Raccontaci un po' la tua settimana in bicicletta. Vai. Vado in bici da quasi 7 anni e sto allenando spesso in settimana, più o meno 4-3 volte. Obiettivi? Campionato. Andare ai campionati italiani. Come si vive invece l'attività al Velo Club San Rock? Bene, mi trovo bene nella mia squadra. Vengo da quando sono piccola, quindi sì, bene. Poche parole per Soraya, complimenti. Bene, andiamo a chiudere con la Zirafa SD, che non è una società sarda, ma con il premio assegnato a Sara Tola, campione regionale su strada, categoria donne juniores. Direi che non c'è. Guarda, siamo arrivati alla fine, c'è? La gaffe finale ci stava. A chiudere. Vieni Sara. Complimenti. Dai, chiudiamo con 2 voci femminili, così chiudiamo in bellezza. Com'è andata la stagione? Molto bene, partiamo da un campionato sardo vinto e poi molte gare in continente dove sono andate molto bene.
come il Giro della Lunigiana, che sono arrivata non assoluta, e poi speriamo bene anche per il prossimo anno, diciamo. Ecco, obiettivi? Campionato italiano, ora devo correre a Roma ad aprile nella Liberazione e spero che vada bene. Insomma, grazie e complimenti. Andiamo a chiudere, Presidente? Guarda che bravi che siamo stati. Abbiamo iniziato alle 16:30 e abbiamo finito alle 17:45. Se non è record, poco ci manca. Allora, per chiudere faccio un passo indietro e voglio riabbracciare la domanda che mi hai fatto inizialmente, no? Un sunto del quadriennio 2024. Al di là delle cose poco passionali, poco che ho detto, ma che fanno parte della vita sportiva di tutti i giorni, io credo che il risultato, la gioia sia intanto, anche se è una piccola rappresentanza di quelli che sono i giovani in questa sala, quindi pensiamo ai giovani. Ricordo anche che questo quadriennio, al di là di alcuni eventi di rilevanza nazionale e anche internazionale in alcuni casi citati, tra cui sicuramente spiccano due tappe anzi più che due tappe, erano tre insomma, del Giro d'Italia femminile, quindi anche un pensiero verso il ciclismo femminile che alcune realtà, alcune società stanno cercando di portare avanti in uno sport storicamente prettamente a predominanza chiaramente maschile. E il mondiale di ciclocross che senz'altro speriamo quest'anno, non, anche perché è veramente un grande sacrificio da parte dell'organizzatore e ingenti risorse anche finanziarie, quindi e per la Sardegna è qualcosa di storico. E ricordandomi delle parole dell'assessore inizialmente, che ha detto sono stato anche tifoso di Fabio Aru, no? L'ultimo che ha raggiunto per la Sardegna, cioè a livello internazionale, ma per noi sardi rappresenta forse uno delle pochi personaggi sportivi, atleti veramente che ha raggiunto livelli così prestigiosi. Ciò vuol dire anche che da una realtà come la nostra, che ha visto anche di recente ottimi titoli a livello giovanile, abbiamo conquistato 2 titoli storici con un atleta dell'Architano in tempi non sospetti, Enrico Bagliana, qualche buon piazzamento in ambito anche femminile, qualche buon piazzamento alle prove nazionali. Ovviamente siamo forse 1,5 milioni di abitanti, non lo so, poi le statistiche lasciano anche il tempo che trova. Siamo circondati da un bellissimo mare, ma sempre mare è. Siamo dimenticati ovviamente da qualsiasi intervento, ma storicamente, che possa veramente renderci degni di essere cittadini sardi e che avere il diritto alla mobilità, e questo oggi anche in ambito e da sempre in ambito sportivo ci penalizza. È ovvio che il confronto con le altre realtà è un dato estremamente penalizzante. Questo è un grido, è un appello che tutti i colleghi presidenti di tutte le federazioni facciamo. Io inizio un 3° mandato e in ogni giunta, in ogni consiglio CONI a cui partecipa l'assessore regionale di turno allo sport con la direzione generale, è un continuo appello, ma evidentemente forse non lo so, è utopia o c'è qualcosa più grande di noi, o forse ce lo possiamo anche dire, siamo troppo pochi per avere un peso, cosa che magari in maniera molto minore soffrono i siciliani. Evidentemente quasi 5 milioni di abitanti rispetto a 1,5 milioni fanno la differenza. Questo anche l'assessore ne conviene, che è un uomo di politica, però questa è la nostra triste realtà da isolani. Però nonostante tutto abbiamo anche, questo ci ha consentito di essere forti, di dover essere anche autosufficienti, no, nel fare e di poter svolgere le nostre attività, e questo è anche un beneficio, perché questo renderci forti ci consente di non dover prendere lezioni da nessuno. Siamo stati in tanti casi esempi, non solo nella società civile, ma stando in ambito sportivo, di sport, di eccellenze sportive, anche a livello di organizzazione societaria e di qualità dei nostri tecnici. E questo è un orgoglio
nostro come atleti, come amanti appassionati del ciclismo, ma è anche un orgoglio come noi sard e sardi. Quindi, per concludere, io dico sicuramente un quadriennio positivo. La prospettiva tante difficoltà, ovviamente al di là del fatto che siamo un'isola abbiamo anche una densità abitativa molto bassa, un sistema di strade ovviamente complesso, complicato, anche perché una densità di popolazione così bassa è chiaro che rende anche difficoltoso, non avendo le risorse necessarie, poter manutentare e gestire una rete di strade così ampia. Questo chiaramente comporta anche una difficoltà negli spostamenti interni, uno spopolamento delle zone non solo ormai più interne, ma in generale di tutta quella che è l'isola, e questo sicuramente è un dato con cui dovremmo fare i conti, perché è chiaro che la base, il bacino di utenza dei giovani è sempre meno, però e quindi chiaramente nelle piccole comunità ci si dovrà ingegnare, avere tanta passione per cercare di coinvolgere, magari anche creando delle sinergie fra diverse realtà sportive che praticano sport differenti, quindi un po' il concetto della polisportiva. In parte ci sono diversi progetti del CONI che vanno in questa direzione, quindi approfittatene. Cerchiamo di entrare nelle scuole, abbiamo un progetto comunque ancora attuale, forse come federazione siamo un po' indietro, non vogliamo così nel paragone con qualche altra, questo lo dico, faccio autocritica, lo dico tranquillamente e apertamente in tutte le sedi nazionali, quindi il Consiglio federale eccetera, io credo che bisogna fare autocritica. Oggi Sport e Salute ci dice che i denari per il sostentamento delle federazioni non vengono dalle medaglie olimpiche, siamo una federazione che vince tanto a livello olimpico, ma la Costituzione tutela lo sport, promuove lo sport, ma come giustamente ha detto il ministro Abodi in una recente visita in cui ha incontrato le federazioni regionali e l'assessorato, ha ribadito che chiaramente quel concetto, no? Quella volontà dei nostri padri costituenti era finalizzata a promuovere l'attività sportiva, la salute e il benessere per tutti. Tradotto, non ce ne frega niente delle medaglie olimpiche. E forse, vi dico la verità, visto che il mondo professionistico e anche il ciclismo ha il suo, probabilmente è giusto che, trattandosi di una, e io lo dico apertamente, di una aziende di fatto commerciali, aziende sportive, io penso che possano anche sostenersi liberamente e che le risorse dei contributi di noi cittadini vadano per educare le nuove generazioni. Sarà sempre più difficile perché le distrazioni che oggi hanno i giovani fanno sì che spesso lo sport non è sicuramente tra le priorità, quindi credo che questo sia l'obiettivo e su questo devo dire che il caro ministro mi trova anche in accordo su questo, su qualcos'altro magari meno. Detto questo, auguro a tutti una bellissima stagione 2025. Non posso che concludere ringraziando chiaramente l'assessore, il Comune di Oristano che ci ha ospitato, la Camera di Commercio, ma soprattutto tecnici, dirigenti, atleti, famiglie che vi fa onore, accompagnate i vostri figli perché li accompagnate in una crescita di vita e questo vale più di ogni altra cosa. Quindi fateli questi sacrifici perché non sono sacrifici sicuramente così invani. Grazie a tutti e abbiamo fatto anche presto e potete andare insomma. In questa chiosa che ha come parola d'ordine resilienza, mi sembra di aver capito, io aggiungo i ringraziamenti, scusate che quest'anno lo voglio fare, Lucia Canedo e Gianluca Contini, Federciclismo, perché insomma siamo stati resilienti nell'organizzare tutto questo. Ringrazio anche Stefano De Martis e Leonardo Fideli per la parte tecnica. Ricordo diretta streaming che abbiamo fatto, che c'è, che rimane, che nell'archivio ci sono tutte le feste del ciclismo che abbiamo fatto con Directa Sport. Andate, archivio discipline e riverdetele perché no? È un bel ricordo. Ciao a tutti.